Allora, iniziamo. Buonasera, benvenuti. Questa quarta serata di Soligo in rete, meeting sull'informazione che debutta quest'anno a Pieve di Soligo, che è la madre patria di qdpnews.it, il quotidiano online di Pieve di Soligo, del quartiere del Piave, della vallata del Soligo, che ha voluto dedicare questa settimana appunto all'informazione. Il tema di questi 5 giorni è stato il rapporto fra giornalismo e economia, quindi parleremo con giornalisti di giornalismo e soprattutto di economia. Parlando di economia e di giornalisti ci è venuto spontaneo pensare al nostro ospite di questa sera. Tra l'altro mi dicono tempo da lupi, parliamo di agnelli, giusto? E tornando sul tema, io direi che chi di noi non ha mai guidato una Fiat, una Lancia, un Alfa Romeo? Chi di noi non ha mai tifato Ferrari? Quanti di noi, io non posso dirlo essendo tifoso del Torino, quanti di noi hanno tifato Juventus per un giorno, per un anno, per tutta la vita, per sempre, fino alla fine? Questo solo per ricordarvi degli aspetti ludici, molto anche frivoli se vogliamo, ma di quanto la famiglia che cercheremo di esplorare questa sera ha inciso e probabilmente inciderà sulle nostre vite, sulle vite degli italiani. Eppure, ecco, questo eppure cercheremo di affrontarlo assieme a Gigi Moncalvo. Grazie. Grazie. Allora, agnelli segreti, peccati, passioni e verità nascoste dell'ultima famiglia reale italiana. Da dove partiamo? Partiamo da qui. Io prima di tutto devo farvi i complimenti perché voi siete molto coraggiosi, perché fare una settimana di incontri, vedevo gli appuntamenti da ieri fino a domenica, mi pare che in 3 giorni sono 7-8, quindi veramente c'è da complimentarsi con voi per il vostro coraggio, per la vostra lucida follia, ma ci fossero iniziative come queste. Ci sono anche dei sindaci, tranne quello di Pieve di Soligo, ma non importa, c'è un consigliere regionale, noi lo ringraziamo, perché è una degna rappresentanza di questa comunità, che quindi deve tenere conto e dà conto di un organo di informazione come il vostro. Detto questo, io questa sera sono qui per parlarvi degli agnelli. Vedete, anni fa Ennio Flaiano, quando era ancora vivo, disse che se i sederi dei potenti fossero fatti di carta vetro, metà dei giornalisti italiani sarebbero privi di lingua. Questa regola vale in particolare per tutti coloro che si sono inerpicati nell'esplorazione del pianeta Agnelli. Pensate che c'era una tale autocensura in Italia per cui potevano accadere anche delle cose davvero spiritose e uniche al mondo. Io sono certo che ricorderete un bellissimo film di qualche anno fa con Jodie Foster e con Anthony Hopkins. Lui è Hannibal the Cannibal, ve lo ricordate? Quell'assassino spietato che il cannibale. Lei è una giovane agente dell'FBI che va in carcere per cercare di capire i meccanismi che lo avevano spinto a questi delitti tremendi, anche perché c'era il rapimento della figlia di una senatrice e quindi lei cercava di capire attraverso le parole di questo grande assassino che cosa, se poteva dargli qualche traccia. E Hannibal the Cannibal a un certo punto dice a Jodie Foster: tu per tutta la vita ti porterai dietro una cosa che io ho capito di te, ti porterai dietro i belati disperati, gli strilli disperati degli agnelli che tuo padre nella fattoria nel Wisconsin aveva e che periodicamente portava al macello durante la notte. Quindi questi agnelli che sapevano di andare a morire lanciavano questi strilli disperati.
Il film era tratto da un bestseller americano che si chiamava The Silence of the Lambs, Il silenzio degli agnelli. Il film naturalmente si chiamava The Silence of the Lambs, in Francia si è chiamato Le Silence des Agneaux, il silenzio degli agnelli, perché erano gli agnelli che strillavano. In Spagna Lo Silencio de los Corderos, no de Montezemolos, de los Corderos. In Italia Il silenzio degli innocenti. Scusi, ma il libro si chiama Il silenzio degli agnelli, il film si chiama Il silenzio degli agnelli, perché l'avete cambiato nome? Capisco che Innocenti a Lambrate faceva delle macchine un po' più sfigate di quelle della Fiat, ma vi pare il caso di alterare addirittura? Perché non si sa mai. Non che Agnelli telefonasse per dire mi raccomando non mettete il mio cognome nel... No, non c'era bisogno che chiedesse. Quindi quando è morto Gianni Agnelli nel gennaio del 2003, sono già passati 12 anni, chissà se oggi fosse ancora in vita, se sarebbe contento o no. Sicuramente gli girerebbero le scatole perché c'è qualcuno che si è imbertato il suo patrimonio. No? Alle due eredi non è andato tutto il patrimonio. Stasera vedremo anche le prove di quello che dico. Lo dicono dei magistrati, lo dicono degli atti, lo dicono delle lettere. In secondo luogo gli girerebbero le scatole perché la Fiat, contrariamente a quello che era stato il suo lascito morale, mi raccomando, dovete fare quello che ha detto mio nonno a me prima di morire, e cioè la Fiat non deve mai smettere di produrre automobili. Ora, io non so se Marchionne e Gionel abbiano capito male, comunque ieri per esempio hanno festeggiato la 1500esima 500 uscita dagli stabilimenti Tichy della Polonia. Il vecchio Agnelli diceva non dobbiamo smettere di produrre delle automobili e non aveva avuto bisogno di aggiungere in Italia. La 500 viene prodotta anche tantissimo a Belgrado. Quando c'è stato il Papa che è andato negli Stati Uniti, vi ricordate quel corteo da Washington fino alla località dove il Papa doveva alloggiare, e c'era questa 500L scelta dal Papa, circondata da questi gipponi dell'FBI, della Chevrolet, dei servizi segreti. E qualcuno ha scritto, ovviamente, il Corriere della Sera, La Stampa, che sono i giornali della famiglia, l'orgoglio italiano. Ma quale orgoglio italiano? Era una macchina prodotta in Serbia quella, prodotta vicino a Belgrado. I camion della Iveco vengono prodotti anche loro in Polonia, a Tichy o in Spagna. Il gran numero delle automobili della Fiat, che non si chiama neanche più Fiat, si chiama FCA, viene prodotto in Messico e in Brasile. In Italia vengono prodotti dei modelli di automobili famosissimi, ma che appartengono al grande passato. La Tipo, la Panda. Cioè, mi pare che... Sapete quanti giorni lavora, diciamo così, lavora il più grande stabilimento manifatturiero che esista in Italia? La Fiat Mirafiori, che occupa un intero quartiere di Torino con i suoi capannoni. Fiat Mirafiori viene aperta per 3 giorni al mese, 3 giorni al mese, avete capito bene. E dei 3.000 addetti della Fiat Mirafiori vanno a lavorare quei 3 giorni, vanno a lavorare, ma non possiamo dire lavorare perché in pratica in uno stabilimento che apre solo 3 giorni al mese cosa vai a togliere delle ragnatele, della polvere, a scopare per terra? Bene, di quei 3.000 addetti vanno a lavorare a rotazione 500. Facciamo un esempio, se io sono andato a lavorare a gennaio, sono andato poi a lavorare a luglio e andrò a lavorare a gennaio dell'anno prossimo, quindi in tutto l'anno lavorerò 3 e 3, 6 giorni. 6 giorni, gli altri giorni naturalmente mi vengono regolarmente pagati, 12 mensilità più la 13ª. E chi è che li paga? Chi è che li paga? L'INPS, noi. Chi è che in questi anni ha pagato milioni e milioni, miliardi di contributi a fondo perduto della Cassa del Mezzogiorno, che è un ente pubblico, cioè finanziato da noi cittadini, per costruire degli stabilimenti che sono in gran parte chiusi o fermi nel sud, Termini Imerese, Pomigliano d'Arco, Melfi, Termoli? Noi. Chi è che ha regalato l'Alfa Romeo alla Fiat anziché venderla all'Alfa Romeo, alla Ford? Il professor Romano Prodi, presidente dell'IRI. Chi è che ha approvato le politiche per gli incentivi della rottamazione che quindi favorivano la Fiat?
Chi è che fino a qualche anno fa aveva messo delle leggi che costituivano delle barriere doganali perché c'era il contingentamento delle importazioni delle auto straniere in Italia, cioè non potevate importare auto straniere in Italia oltre un certo limite? Chi è che ha deciso e puntato sulla politica delle autostrade, quindi del trasporto su gomma anziché su rotaia o via mare? Ebbene, a fronte di tutta questa massa enorme di denaro pubblico, gli economisti e i sociologi, e voi dovete sempre diffidare da chi parla difficile, perché chi parla difficile non vuol farvi capire, invece dovete amare le persone che parlano in maniera molto semplice e comprensibile. Allora i sociologi e gli economisti hanno sempre detto che la Fiat è il classico esempio di privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite. Diciamolo un po' in termini più comprensibili, se ci sono delle perdite le paghiamo noi, se ci sono dei profitti se li intascano loro. Ora, noi non dobbiamo mai dimenticarcele quelle cose, perché quando l'ingegner Marchionne decide di fare la famosa fuga all'estero, perché è uno che cambia nome a un'azienda italiana, che trasferisce la sede legale da Torino in Olanda, la sede fiscale a Londra, vuol dire che non paga, ammesso che pagasse le tasse non più in Italia ma in Inghilterra, con l'aliquota del 20% o meno, e soprattutto sposta la sede finanziaria, che temporaneamente è ancora per qualche cosa in Italia, ma vedrete che presto se ne andranno completamente, a New York, allora c'è da chiedersi come mai nessuno dica niente. Anzi, il Presidente del Consiglio Renzi, quando va a Detroit, e ci è andato molte volte e stringe la mano a Marchionne, dice anche: lei, caro Marchionne, è un esempio per gli industriali italiani. Come un esempio per gli industriali italiani? Una sera, in uno di questi incontri, in provincia di Modena, a Formigine, si alzò un signore e disse: vede, io sono amico di un imprenditore, di un piccolo imprenditore che 2 anni fa, 2 estati fa, è stato sbattuto in prima pagina su tutti i giornali, in tutte le televisioni, e l'epiteto più bello che gli hanno dato è stato delinquente, poco di buono, farabutto, perché il primo giorno di ferie, ad agosto, aveva approfittato della chiusura della fabbrica per caricare su un camion i suoi macchinari, i suoi torni e trasferire l'azienda in Romania. Il giorno dopo passò un operaio in bicicletta, vide tutti i cancelli aperti, andò a vedere, non c'era più niente, venne fuori uno scandalo gigantesco. Ebbene, quel mio collega imprenditore vorrebbe sapere, e mi ha chiesto di venire stasera a chiederglielo, come mai lui è un farabutto, è stato additato come un farabutto, mentre il Presidente del Consiglio va a dire che Marchionne è un esempio per gli industriali italiani, quando invece di un camion di torni o di macchine ha trasferito tutto il baraccone. Perché noi vorremmo sapere, per esempio, tutti gli impiegati, visto che non ce n'erano più di operai, che lavoravano presso la direzione Fiat di Torino, cosa hanno fatto? Fanno i pendolari con l'Olanda tutte le mattine avanti e indietro? Con la Ferrari è lo stesso. Avete notato, lì è più sfacciata la cosa, state tranquilli che non toccheranno il capannone a Maranello, perché è un simbolo, i simboli non si toccano, anche se ne sono fregati di cambiare il nome alla Fiat, che in fondo era un simbolo. È l'ultima cosa che si fa quando di vendere o di cambiare il nome della ditta. Beh, la Ferrari, avete visto, in quale borsa è stata quotata? A Milano o a New York? A Milano o a New York? E allora che cosa vuol dire? È o non è un'americanizzazione, un trasferimento, anche quello, all'estero di una cosa che è italiana? E il governo, la classe politica che cosa fa? Dice, prende posizione, parla, oppure teme di inimicarsi i padroni del Corriere della Sera, della Stampa e di gran parte delle televisioni italiane finanziate attraverso la pubblicità? Che è in gran parte, lo vedete quali sono le pubblicità in televisione, no? Le automobili, la moda, i telefonini o i computer, ma soprattutto, lo ripetiamo, profumi per uomo, è un periodo che va molto il profumo per uomo, più di mai di donne, profumo per uomo. C'è un'ondata in Italia che all'improvviso in questi anni ci siamo accorti, anche grazie all'Apo Elkann e a Marrazzo, che l'uomo italiano si è un po' girato
ha perso un po' la Trebisonda, perché un tempo partivano nugoli di bellissime signore dalla Scandinavia per venire sulla riviera adriatica, per venire a Jesolo, sulle spiagge, in Liguria, in Toscana. Adesso all'improvviso, poi l'anno dopo nascevano dei piccoli Cosimo, Salvatore, Vincenzo, eccetera. All'improvviso il maschio italiano, attraverso il caso Lapo e attraverso il caso Marrazzo, ci siamo accorti che dopo averlo preso in quel posto tutto il giorno, dai vigili, dal traffico, dalle tasse, al ristorante, eccetera, anche alla sera paga per cercare qualcuno di questi brasilianoni dalle braccia possenti che secondo me se gli fai arrabbiare ti rompono la mascella, giusto? Mi scuso per i bambini che sono qui presenti, signora, lei poi glielo spiegherà bene che cosa intendo dire. Ecco. Ho cominciato a parlare di questo. Io partirei da Donna Virginia. Donna Virginia. Chi è Donna Virginia? Donna Virginia, anzi la principessa Virginia Bourbon del Monte, è la mamma di Gianni Agnelli e in tutto di 7 figli, i 7 nipoti del vecchio senatore Agnelli. Non c'è soltanto Gianni, c'è Clara che è la primogenita, che è ancora viva, ha 95 anni. Vive in un albergo di Abano Terme, all'Hotel Ritz. Gianni c'era, Maria Sole, cristiana, Susanna Agnelli, ve la ricordate, ministro repubblicano, ministro degli esteri, Umberto, il papà del presidente della Fiat, e un altro di cui si sono perse le tracce. E voi non l'avete mai sentito nominare? C'è anche un terzo maschio tra i fratelli Agnelli, oltre a Umberto e a Gianni, Giorgio, il quale è stato completamente cancellato dalla famiglia perché ha avuto il torto di lanciarsi da una finestra dal terzo piano di un ospedale psichiatrico in cui era stato ricoverato in Svizzera con un trattamento sanitario obbligatorio richiesto da 2 dei suoi fratelli. Sono tante le persone della famiglia Agnelli cancellate. Tra pochi giorni, tra 2 giorni, ricorrerà il 15° anniversario della morte di Edoardo Agnelli. Edoardo Agnelli, tutti voi dite, quello che si è lanciato dal ponte. Io direi di stare attenti nella terminologia perché l'unica cosa sicura di Edoardo è che è morto. Io non dico che non si è suicidato, io non dico che è stato suicidato, io non dico che è stato ucciso, dico che l'unica cosa sicura è morto. È morto 15 anni fa. E io vi invito, tra 2 giorni, a cercare sul Corriere della Sera e sulla Stampa, dove ci sono i necrologi, quelli che quando li facciamo noi paghiamo 300, 400, 500, se ci sono un necrologio, 3 righe, che ricordano l'anniversario della morte del figlio dell'avvocato Agnelli. Anche lui cancellato. Leggetevi gli ultimi 6 capitoli del mio libro. Sono andato alla Procura della Repubblica di Mondovì, sono riuscito ad avere il fascicolo con l'inchiesta mai fatta sulla morte di Edoardo Agnelli e voi potrete leggere i risultati e io vi fornisco delle informazioni senza trarre le conclusioni, perché le conclusioni le potete trarre voi. Vedete, questo libro è basato soltanto su documenti. Se io mi fossi permesso di non avere il supporto di documenti, mi avrebbero già mangiato vivo. E non lo hanno fatto. Questo è il secondo libro, il primo era intitolato I lupi e gli agnelli, serata da lupi questi, dicevi prima, ma chi ha letto I lupi e gli agnelli, che è introvabile, come è introvabile questo, perché è successa una cosa strana per questi 2 miei libri, sono state fatte 6 ristampe ciascuno, ma da un sondaggio che abbiamo fatto con le librerie limitatamente a Torino, le grandi librerie, la Coop, la Feltrinelli, la Mondadori, la Giunti, eccetera, ci davano questa risposta. Ogni volta che arriva il rifornimento delle copie nuove ristampate, arrivano 5 o 6 persone, le stesse, e ne ordinano, ne comprano 200 copie a testa. Io non sono così fesso da pensare che ci siano delle persone che regalano 200 copie, no? La mia domanda è, le hanno bruciate o le hanno buttate nel Po? Se me lo dicevano forse riuscivamo a risparmiare sulla carta, sulla deforestazione in Amazzonia, facevamo un buono per un tot di copie. Ecco, non lo trovate, fate la prova, andate nelle librerie, sono sempre cortesi, nelle librerie vi risponderanno, dopo aver ravanato sul computer,
Non c'è, lo ordiniamo, poi tra una settimana tornate, vi daranno qualche risposta vaga. Ecco io perché giro città, paesi, località di tutta Italia, invitato da tutte le parti a parlare di questo libro, perché è l'unica maniera per riuscire a venderlo, perché voi facciate da tam tam, perché voi diciate agli altri: ho letto queste cose che non avevo mai saputo sulla famiglia Agnelli. E io come ho fatto a saperli? Dove ho trovato i documenti? Io ho dovuto aspettare, quando è morto l'avvocato Agnelli, mai più avrei immaginato di scrivere un libro sull'avvocato Agnelli. Non c'era nessuno spazio, perché erano stati scritti soltanto libri adulatori. La saliva dei giornalisti e degli scrittori italiani era andata esaurita nel creare questo mito. Pensate che c'è uno che ha scritto 30 cartelle, 30 pagine per spiegarci perché l'avvocato Agnelli portava la cravatta sopra il pullover e l'orologio sopra il polsino della camicia. Non c'era bisogno di scrivere 30 pagine, bastava andare in Liguria, a Genova, vi spiegavano perché portano l'orologio sopra il polsino, per non consumare il polsino, giusto? Così dura più a lungo il polsino. Oggi voi se andate da una camiciaia a comprare una camicia in un negozio e chiedete la camicia con i polsini e il colletto di ricambio, vi mandano via brutto barbone, vai via di qua, comprati 2 camicie. Allora, mentre ci hanno spiegato perché portava, o hanno tentato di spiegarci, perché non avevamo bisogno di saperlo da lui, gli portava la cravatta sopra il pullover e il polsino e l'orologio sopra il polsino, si erano dimenticati di vedere l'altra parte oscura del pianeta Agnelli. Possibile che andasse tutto bene, che costruisse delle macchine bellissime, che fosse l'uomo più conteso del mondo, che avesse delle donne bellissime, le barche bellissime, l'elicottero e tutto il resto? Possibile che non ci fosse qualcosa di negativo, di oscuro? Io me le ponevo queste domande, ma non c'erano elementi per rispondere, fino a che 4 anni dopo la sua morte, gennaio 2003, maggio 2007, sua figlia Margherita, erede universale al 50% insieme a sua madre, Donna Marella, dell'immenso patrimonio paterno, decide di fare una cosa incredibile, una notizia clamorosa. Decide di rivolgersi al Tribunale Civile di Torino contro i 3 che considera e considerava gli amministratori del patrimonio di suo padre, chiedendo che il Tribunale ordini loro di fare il rendiconto, di dare il rendiconto voce per voce da che cosa era costituito il patrimonio paterno. E io mi sono detto, ma se una figlia, la figlia niente meno che di Agnelli, l'erede di Agnelli, si rivolge a un tribunale costretta a farsi l'avvocato e a fare causa, in tribunale non ci si presenta con le chiacchiere da bar, in tribunale bisogna andare con dei documenti, degli atti, delle lettere, delle testimonianze, delle prove. E dato che, se mi permettete, io purtroppo non sono bravo come Travaglio, però cerco di fare il possibile, tutti i giorni cerco di imparare qualcosa, la mia età da Travaglio, perché è lui il nostro faro, la nostra luce, scherzo naturalmente. Che cosa faccio? Cerco di trovare dei canali di comunicazione con le cancellerie dei tribunali. E li trovo questi canali di comunicazione, riesco in maniera lecita, non sono come quelli del Vaticano. È bello stare seduti a casa, ti arrivano, ti portano della roba sporca sul tavolo. In Italia c'è anche un reato di cui deve tener conto sempre un giornalista che si vede recapitare dei documenti che non ha cercato e trovato lui. La ricettazione. Se io pubblico dei documenti che sono stati rubati, che sono stati trafugati, che sono opera di un reato o di un delitto, divento complice di questo reato, di questo delitto. Io sono andato a cercarli questi documenti, non li ho pagati, non li ho comprati, non ho corrotto nessuno, li ho poi verificati, ma erano di fonte giudiziaria, quindi erano importantissimi, e ho dovuto affittare un bilocale per tutti i processi che ci sono stati, ce ne sono ancora in corso 3 in Svizzera, lì è già un po' più difficile entrare nelle cancellerie, ma ci si riesce con la buona volontà e con i metodi giusti. Ho trovato anche i documenti che riguardano gli atti della morte di Edoardo Agnelli alla procura di Mondovì, e c'è stato un altro processo a Milano di cui parleremo questa sera, e ho ancora 6 faldoni che costituiranno la base del mio prossimo libro, che porterà come i primi 2, I lupi e gli agnelli, Agnelli segreti, ancora una volta la parola Agnelli. Questa volta non ci mettiamo la parola innocenti come nel caso del silenzio degli innocenti, e si chiamerà Agnelli, virgola, la caccia ai lupi, cioè il tentativo di risalire ai filoni dove è stato nascosto tutto questo grande denaro, questa grande quantità di denaro che non è stata ancora consegnata alle sue legittime eredi
o almeno a una delle due. Dicevamo Virginia, Donna ecco. Virginia. Virginia, allora Un Virginia... po' l'origine, mi sembra, del... Virginia è l'origine dell'Agnelli style. Il vecchio Agnelli, l'uomo che venne processato nel 1908, il senatore Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, processato perché accusato di falso in bilancio, aggiotaggio, quindi di aver portato via la Fiat con degli artifici poco corretti ai suoi soci importantissimi nella nobiltà dell'epoca, Sabauda e Subalpina, il conte Cacherano di Bricherasio, Biscaretti di Ruffia, quindi grandi nomi dell'automobilismo. Ebbene, il vecchio senatore Agnelli aveva due figli, Edoardo, non quello di Fossano di cui parliamo nel libro, e un'altra figlia. La figlia sposa l'ingegner Nasi, fa 5 figli e muore poco dopo, quindi rimangono questi 5 orfani. Edoardo, il maschio, sposa la principessa Virginia Bourbon del Monte e in questo obbedisce al volere del padre Giovanni Agnelli. Perché? Perché aveva sempre detto: noi siamo ricchi ma non siamo di sangue blu, quindi cari nipoti, cari figlioli, sposatevi qualcuno che ci abbia almeno 2 cognomi. E obbediscono tutti. Gianni sposa la principessa Marella Caracciolo di Castagneto. Edoardo, il figlio di Gianni, sposa la principessa Virginia Bourbon del Monte, metà sangue americano, metà sangue italiano. Clara Agnelli sposa il principe Fürstenberg, Nascira Fürstenberg, poi seconda nozze sposerà Giovanni Nuvoletti, che conte non era, ma dirà sono conte. Difatti l'avvocato lo prendeva in giro dicendo: oh, ecco l'auto nobile Fiat, perché si era autonominato conte. Ve lo ricordate, il conte Nuvoletti viveva sulla strada del Terraglio, in quella bellissima villa del Marocco. Beh, Susanna ha sposato il conte Urbano Rattazzi, Cristiana ha sposato il conte Brando Brandolini d'Adda, Palazzo Brandolini a Venezia. Umberto in prime nozze ha disubbidito e ha sposato solo l'erede dell'impero Piaggio, la signora Antonella Becchi Piaggio, ma in seconde nozze ha obbedito e ha sposato la cugina della cognata, cioè la principessa Allegra Caracciolo di Castagneto, la mamma di Andrea Agnelli, presidente della Fiat. Oggi i nipoti di Gianni Agnelli sono sulla stessa strada. John ha sposato la principessa Lavinia Borromeo. Ginevra ha sposato il conte Gaetani d'Aragona e quindi Lapo non ha ancora sposato, non sappiamo bene se sposerà, a chi si aspetta che introducano delle nuove leggi in Italia, vediamo cosa succederà. Comunque sia, vedete, hanno seguito. La principessa Virginia Bourbon del Monte è importantissima, una donna bellissima, capelli rossi, nonostante queste 7 gravidanze, un fisico meraviglioso, circolava con un giaguaro al guinzaglio, ma non il giaguaro, quello di Piacenza. Ve lo ricordate quello di Piacenza che voleva smacchiare il giaguaro? Si ricordate quello che aveva il papà benzinaio a Piacenza, diceva voglio smacchiare il giaguaro, poi si è visto come è stato smacchiato da uno che arrivava da Rignano sull'Arno in Toscana. Principessa Bourbon del Monte è importantissima perché è una grande nobildonna che rimane vedova a soli 35 anni. Suo marito Umberto, il figlio del vecchio fondatore della Fiat, muore in un incidente con l'idrovolante a Genova. Ebbene, questa signora, questa nobildonna bellissima, un mese soltanto dopo essere rimasta vedova, si lascia conquistare da uno dei più grandi cervelli che esistessero nell'Italia di quegli anni, Curzio Malaparte, lo scrittore Curzio Malaparte. E danno scandalo i due, perché sulla spiaggia di Forte dei Marmi tutti vedono Malaparte che si avvicina alla tenda bianca dove ci sono i piccoli Agnelli con la mamma e con la nonna. Tutti vedono quando verso le 2 del pomeriggio tutti i piccoli Agnelli con la mamma e le tate vanno verso la casa sul mare, la piccola casa sul mare di Curzio Malaparte. E il nonno a Torino lo viene subito a sapere che i suoi nipoti frequentano questo scrittore maledetto. Ma le bambine, specialmente Suni e Clara,
sono innamoratissime di Curzio Malaparte e dicono perché sono innamorate di lui? Perché vedono che grazie a lui la loro mamma finalmente è felice e sorride. E questa donna si mette contro tutto e contro tutti pur di seguire il suo cuore, pur di seguire i suoi sentimenti, pur di seguire il suo cervello, e si mette contro a quello che era l'uomo più potente d'Italia, il padrone della Fiat, il quale quando gli chiedevano ma lei politicamente da che parte sta, senatore Agnelli? Lui rispondeva, e questo è l'emblema un po' della Fiat: a Torino sono antifascista perché ci sono i sindacati, le fabbriche, la CGIL, il Partito Comunista e gli scioperi. A Roma invece sono fascista perché c'è il Duce, il Ministero della Guerra, che mi firma le commesse militari. Ebbene, quando il vecchio senatore Agnelli viene a sapere che la nuora dà scandalo sulla spiaggia di Forte dei Marmi insieme a Curzio Malaparte, pensate che bello essere mandati al confino a Forte dei Marmi, che meraviglia. A Capri, l'avete vista la villa di Malaparte? A Capri, a Forte dei Marmi, anch'io volevo essere mandato al confino lì. Ebbene, il vecchio senatore Agnelli attiva l'Ovra, la polizia del Duce, che non risponde al Duce ma risponde a lui, e ci sono pubblicati sul libro i biglietti che mandava al capo della polizia Bocchino, che aveva già capito tutto, dice meglio starsene dalla parte di Agnelli che dalla parte del Duce, perché il Duce un giorno finirà. E è furibondo non solo perché la nuora ha questa relazione pubblica, da pubblico scandalo, ma perché Malaparte è un suo nemico, uno che gli ha fatto un affronto tremendo. Malaparte era direttore della Stampa. Quando è diventato direttore della Stampa Calabresi, quello recentemente, ha scritto: sono orgoglioso di essere a soli 39 anni il più giovane direttore che la Stampa abbia mai avuto nella sua storia. Scusi, Malaparte ne aveva meno di 39 quando è diventato direttore della Stampa. Se voi entrate a Torino, nella redazione della Stampa, nella galleria della direzione, ci sono appesi tutti i quadri dei direttori tranne 3. Dice, ma scusi, la Stampa non è uscita durante il fascismo? Sì, è uscita, ma... perché non avete messo i quadri con i 3, tra cui Malaparte? Malaparte venne assunto per ordine del Duce, che naturalmente trovò un Giovanni Agnelli consenziente ad assumerlo, perché aveva bisogno delle commesse militari a Roma, e poi venne licenziato. Quel giorno riunì l'assemblea dei redattori e disse, dei giornalisti della Stampa, e disse: me ne vado, sono io a dare dimissioni, perché è meglio vivere un giorno da Leoni che 100 giorni da Agnelli. Agnelli si riferiva a quello là. Attenti, la frase originale appartiene alla storia del Veneto. La frase originale è, dopo la ritirata di Caporetto su un muro: meglio vivere un giorno da Leoni che 100 anni da pecora. Quindi contemporaneamente Malaparte, cambiandogli pecore in Agnelli, gli dà della pecora e gli dà del vile. Quindi pensatevi il senatore Agnelli così potente che sa che sua nuora si è messa addirittura con costui. Li fa seguire, induce il Tribunale dei minorenni di Torino di togliere la patria potestà alla mamma, fa salire sul treno di notte i carabinieri che fermano questo treno in Liguria mentre la mamma li sta portando a Roma per portarli via da Torino, li porta a vivere con sé a Torino, la mamma riesce a riprenderli. C'è un'altra ordinanza del Tribunale di Torino che ordina che vengano portati via, questa volta va la polizia nella villa di Bosco Parrasio a Roma ai piedi del Gianicolo a portarsi via un'altra volta i bambini. A questo punto Virginia decide di andare dalla Buonanima in persona. Palazzo Venezia, sala del Mappamondo, e pensate all'intelligenza di questa donna, non sta a fare tanti discorsi, dice: Duce, mio Duce, c'è qualcuno in Italia che si crede più potente di voi. Voi dite una cosa del genere alla Buonanima, chi osa credersi più? È uno a Torino che ha portato via i figli alla propria madre. Telefonata, i giudici cambiano la sentenza e Virginia riesce a riavere i suoi figli, ma in questa fase c'era stato uno solo dei suoi 7 figli che non aveva tenuto per la mamma e per il suo amore, ma aveva tenuto per il nonno, Gianni Agnelli, il quale disprezzava Malaparte, uno che si depila, uno tutto impomatato, profumato. E il nonno amava che Gianni Agnelli dicesse queste cose, e quando morirà il nonno,
Quando morirai troverete per la prima volta pubblicato il suo testamento segreto nel dicembre del 1945. Quando morirà lascerà un patrimonio immenso. Pensate che cosa significa avere avuto per un produttore di armi, di motori per navi, per aerei, per treni, di veicoli militari, di veicoli in genere, la fortuna di aver avuto 2 guerre mondiali, non una, 2. Più ci aggiungiamo la guerra d'Albania, la campagna d'Africa, l'Abissinia, tutte queste cose qua. E allora non c'era soltanto il franco svizzero, il dollaro, la carta, le lire, no. C'era, come c'è oggi, il 9 kg, metallo giallo, lucido, il lingotto. Pensate quanti treni merci sono stati stipati di lingotti d'oro con i proventi di 2 guerre mondiali. E a ereditare tutto questo ben di Dio sono formalmente i 12 nipoti, 5 più 7. Ma a Gianni viene riservata una quota maggiore, con 2 clausole per i suoi cugini e per i suoi fratelli. Mi farete un grande favore, anzi è un obbligo, se non venderete le vostre azioni per almeno 20 anni dopo la morte, e già che ci siamo sono certo che vorrete farmi un ulteriore favore di aspettare altri 10 anni. Perché aspettare 30 anni per vendere? Perché bisognava aspettare che Gianni, che aveva soltanto 21 anni, ne avesse 51, perché nel frattempo c'era da mandare avanti la Fiat, c'era da lavorare, c'era da faticare, e ci pensava uno che si chiamava Valletta. Pensate che la mamma di Gianni Agnelli è uno dei personaggi più importanti nella storia del nostro paese e più dimenticati. C'è soltanto una via intitolata a lei a Roma, una via chiusa che finisce in un campo rom con un cancello di ferro. Ci sono soltanto un paio di istituti, un istituto di tubercolosi, quindi che non esiste quasi più, e una scuola per infermiere a Torino intitolata a Edoardo e Virginia Agnelli, ma semplicemente hanno messo Virginia perché c'era Edoardo, quindi erano tutti e 2. È una delle donne più importanti nella storia del nostro paese, perché è la donna che a Roma, con insistenza, con tenacia, con diplomazia, riuscì a organizzare un incontro segreto e importantissimo, l'incontro tra il Papa Pio XII e il rappresentante di Hitler in Italia, il generale Dollmann. E all'uscita da quell'incontro il generale Dollmann decise di dare retta al Papa e di disobbedire al Führer. L'ordine del Führer era stato, in caso di resa, prima di lasciare Roma, prima di lasciare la città, dovete raderla al suolo. E il generale Dollmann aveva già provveduto a far minare ponti, monumenti, chiese, no. Dopo quell'incontro fa togliere queste cariche esplosive e Roma viene salvata con un contributo importante di chi aveva organizzato, aveva voluto questo incontro. Bene, Gianni Agnelli non va neanche ai funerali di sua madre. Non va neanche ai funerali di sua madre. Va invece ai funerali di Pamela Churchill. 50 anni dopo. Chi è Pamela Churchill? Pamela Churchill è la donna più importante nella vita di Gianni Agnelli. Io ho scelto volutamente questa copertina, dove un po' i ruoli sono rovesciati. C'è Marella che tiene la mano sulla spalla di Gianni Agnelli, in genere è il contrario, è il marito che tiene la mano sulla spalla della moglie. È un emblema, come dire, da parte di Marella: sì, lo so, mi ha tradito, ha conquistato le donne più belle del mondo, ha dato scandalo, eccetera, ma comunque è sempre rimasto con me. Ma la donna più importante della vita di Gianni Agnelli non è stata lei, è stata Pamela Churchill. E Gianni Agnelli conosce Pamela Churchill in un momento molto importante e molto delicato per lui. La conosce dopo la guerra, la conosce nelle prime estati dopo la fine della guerra. E pensate che cosa deve essere stata di bello le prime estati dopo la fine della guerra. Con quale animo sia i poveri, ma specialmente i ricchi che avevano ville sulla Costa Azzurra o grandi proprietà, potevano finalmente assaporare la bellezza di un'estate senza la paura, senza la miseria, senza i bombardamenti, senza le barbarie. Ma c'è un problema per Gianni Agnelli: anche se ha la villa più bella sulla Costa Azzurra, la villa La Leopolda, la villa che era stata del re del Belgio, le feste che lui fa vengono disertate, non ci va nessuno. E non viene invitato alle feste dei ricchi francesi, dei ricchi americani, dei ricchi
inglesi, dei ricchi arabi, c'erano già allora che hanno le ville sulla Costa Azzurra. Perché non vanno alle sue feste e perché non lo invitano alle sue feste? È molto semplice, perché gli rappresentava due cose tremende. La prima, quella di rappresentare un paese che era stato sconfitto, non solo, ma che aveva fatto il doppio gioco. La seconda, la più terribile, è quella di essere il padrone della fabbrica che costruiva le armi per uccidere i giovani soldati americani e inglesi che venivano a liberare anche il nostro paese. Non si scherza su quello, eh? Tu inviti a casa tua chi ha fabbricato le armi per uccidere i tuoi figli, i tuoi nipoti, i tuoi discendenti, gli amici dei tuoi figli? No. Ma attenzione, si viene ammessi nelle feste, nelle case altrui e finalmente accettano i suoi inviti se accanto a te hai una signora affascinante che si chiama Pamela Churchill, che già nel nome si capisce che rappresenta qualcuno che la seconda guerra mondiale l'ha vinta, e come? Con le lacrime e col sangue. Winston Churchill. Chi è Pamela Churchill? Pamela Churchill è la moglie separata, quindi la ex nuora di Winston Churchill, ed è molto cara all'ex primo ministro inglese perché lei e il figlio di Churchill hanno messo al mondo un bambino che è il nipotino di Churchill, l'unico nipote di Churchill, e il vecchio Winston è contento di come la mamma lo alleva, è contento anche che abbia lasciato suo figlio, un ubriacone, uno spendaccione, un buono a nulla, e quindi le consente di continuare a portare il cognome Churchill. E Pamela non solo introduce Gianni Agnelli nella buona società, ma gli fa conoscere dei personaggi, dei grandi banchieri che si chiamano Rothschild, che si chiamano Rockefeller, che si chiamano Vanderbilt, oppure grandi banchieri come i fratelli Meyer, i banchieri ebrei proprietari della banca privata più importante del mondo, la banca Lazard Frères. E quando si incontrano queste persone non ci sono solo musiche, feste, balle, tartini di caviale e champagne, ma ci sono anche finanziamenti in arrivo. Giusto? Le banche, i banchieri trattano del denaro, e quei finanziamenti servono e come per ricostruire la Fiat dopo la guerra. E questo è un discorso che ci porterà lontano, perché? Perché vogliamo sapere, dato che noi siamo i padroni della Fiat, l'abbiamo visto, no? Che siamo i padroni della Fiat. No? Abbiamo visto, vogliamo sapere chi sono i nostri soci, chi sono i veri padroni della Fiat che dividono con noi, loro incassano, noi paghiamo. Vogliamo saperlo perché è chiaro che c'è qualche cosa che non funziona lì dentro. E la domanda che vi faccio è molto semplice: secondo voi John Elkann dà gli ordini a Marchionne o li prende gli ordini da Marchionne? John Elkann dà gli ordini a Gabetti e a Grande Stevens o li prende gli ordini da loro? Quando voi vedete entrare in una cerimonia ufficiale John Elkann e Sergio Marchionne, assistete a questa scena, che tutti i giornalisti, le telecamere, i fari, i registratori, i microfoni si dirigono verso Marchionne, cioè verso colui che formalmente è un dipendente di quell'altro. E che sia il padrone Marchionne o il rappresentante dei veri padroni è dimostrato da un altro fatto. Una mattina si sveglia Marchionne e decide tre cose. Una molto condivisibile: decide di licenziare Montezemolo dalla presidenza della Ferrari. Ha fatto bene. La seconda, decide di mettere se stesso alla presidenza della Ferrari al posto di Montezemolo. La terza cosa è quella di dire: trasferiamo la Ferrari negli Stati Uniti, perché è così, il capannone resta Maranello, ve l'ho detto, ma se ti quoti alla borsa. E poi decide di fare un'altra cosa, che è la più strana: tra 15 giorni riunisco il consiglio di amministrazione. Come riunisco il consiglio? Il consiglio di amministrazione è composto dai rappresentanti dei padroni, degli azionisti. Quindi semmai è il consiglio di amministrazione che va riunito 15 giorni prima, non dopo, ed è il consiglio di amministrazione che ti deve dare il mandato di A. cacciare Montezemolo, B. proporti la presidenza della Ferrari, C. decidere se la Ferrari va trasferita negli Stati Uniti. Invece è avvenuto il contrario. E così uno si sta comportando da dipendente, anche se è un grande dipendente, un grande manager, oppure da vero e proprio padrone o da vero e proprio rappresentante dei veri padroni. Non credo che rappresenti noi, l'avete delegato voi, Marchionne, non credo. Quindi è quella fetta di proprietà, a parte noi che non contiamo niente, che noi contiamo solo per
A proposito di Marchionne, Sì. Valletta, il salvatore della Fiat. Valletta è colui che ricostruisce la Fiat dopo la guerra, quindi non è un compito da poco. È sottoposto a un processo di epurazione per collaborazione con i nazisti e con i fascisti e sta per essere epurato, anzi non può più mettere piede nel suo ufficio a Torino. Per un po' a gestire la Fiat, a gestire così formalmente, è il Comitato di Liberazione, quindi i partigiani, ma dopo un po' quel personaggio intelligente del Partito Comunista Torinese, l'onorevole Giancarlo Paietta, capisce che non è il mestiere del Comitato di Liberazione Nazionale di gestire una fabbrica, di ricostruirla, soprattutto una fabbrica di quelle dimensioni e di quel peso per l'economia italiana. E allora riammettono Valletta in ufficio, capiscono che non possono farlo a meno. E Valletta lascia pure stare Agnelli in Costa Azzurra, lo lascia divertire, lo lascia fare, lo lascia navigare, lo lascia costeggiare con le sue barche da crociera tutte le coste più belle del Mediterraneo e tira la carretta, crea dei fenomeni seguendo il boom che c'è stato in quegli anni, la 500, la 600, ricordate tutte quelle, la 1100, la 1400, tutte queste cose qua, fino a fare il grande colpo che dà una dimensione finalmente internazionale alla Fiat, il contratto con i russi per lo stabilimento di Togliattigrad, dove verrà costruita la 124, quella che si chiama in Russia la Ziguli, che esiste ancora oggi. Tutti si chiedono com'è possibile che la Fiat filoamericana, aiutata dagli americani, eccetera, vada a costruire uno stabilimento proprio in Unione Sovietica. È una grande trovata di John Kennedy, cui Valletta va a chiedere il permesso per poter firmare questo contratto con Kosygin, era allora il primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Perché? Perché nella testa di Kennedy frulla questa idea: se li facciamo diventare consumisti, smetteranno di essere comunisti. E quindi se gli creiamo come modello l'automobile, e poi anni dopo gli creeremo il televisore, gli creeremo il frigorifero, gli creeremo lo stereo, gli creeremo il telefonino, stiamo parlando di cose, e allora autorizza la Fiat, perché chiaramente non poteva una fabbrica americana dare una mano ai russi nel costruire Togliattigrad. E quindi quello che succederà poi anche con Gheddafi in anni più recenti. La Fiat ha bisogno di denaro e la Fiat chiede agli Stati Uniti il permesso, ai padroni veri, il permesso di accettare l'ingresso di 2 uomini di Gheddafi nel consiglio di amministrazione. Il denaro non puzza e quindi vanno bene anche i petrodollari della Libia. Ma figuratevi se la Fiat fa una cosa. Un'altra cosa per dimostrarvi la linea politica della Fiat. La Fiat, diceva Gianni Agnelli, è sempre filogovernativa, che è come quel discorso che facevamo prima del vecchio che dice sono antifascista a Torino, sono fascista a Roma. Quando si candida Berlusconi la prima volta nel 94 chiedono a Gianni Agnelli: avvocato, cosa succederà con questa candidatura di Berlusconi? Vincerà o perderà? Guardate, se dovesse vincere abbiamo vinto tutti noi industriali, se dovesse perdere avrà perso solo lui. Ecco, mandare sempre avanti gli altri, mandare sempre avanti gli altri. A proposito di donne e a proposito di politica, il ruolo di Susanna Agnelli. Beh, io mi sono divertito molto a scrivere i 3 capitoli su Susanna Agnelli. Perché? To be an Agnelli. To be an Agnelli, essere un Agnelli, era una frase che la governante, la tata inglese, allora non c'erano le moldave, le ucraine, le russe, siano le benvenute, perché per i nostri anziani sono la soluzione di un grande problema. C'erano le tate svizzere o americane o britanniche, cioè, quindi ti parlavano in inglese, ti insegnavano remember you are an Agnelli, dicevano sempre ai ragazzini e alle ragazzine di casa Agnelli: ricordati che tu sei un Agnelli nel tuo comportamento, quando esci, quando sei a tavola, come you remember you are an Agnelli. E Susanna si è dimenticata qualche volta di essere una Agnelli.
non voglio anticipare niente perché c'è la televisione, c'è la webcam che gira, ma ve lo leggete perché è un aspetto interessante, inedito e anche molto molto curioso, perché immaginare questa signora, ve la ricordate com'era imponente? Era un paracadutista, un generale dei carabinieri con la gonna, ecco, l'hanno paragonato. Lo ricordate quando era ministro degli esteri come faceva a trottare Spadolini, gli esponenti del Partito Repubblicano? Ecco, vederla lì che ascolta un'orchestrina venezuelana che suona la cucaraccia o Besame Mucho, con una persona accanto in una villa di Roma sulla Piantica che si chiama La Furibonda, crea una cosa inedita, inimmaginabile, molto tenera, molto simpatica, molto bello, ognuno ha i suoi gusti, bisogna rispettarli, ecco. Susanna Agnelli, ministro della Prima Repubblica. Ministro della prima e di una fetta della seconda, perché è stata ministra Condini. E stavo dicendo, e Tangentopoli? Tangentopoli, ecco, nel libro troverete una cosa molto interessante, tra le altre, che ci riguarda da vicino come cittadini. Abbiamo l'avvocato Agnelli che è senatore a vita, giusto? Come da tradizione. Senatore a vita, ecco, e nel suo quando il commercialista accanto al testamento fa l'elenco dei beni, ci mette anche una cosa che noi non tutti sanno, io non la sapevo, per esempio, noi sui politici sapevamo il vitalizio, la pensione, l'assenza di contributi, tutta una serie di privilegi, non sapevamo un'altra cosa, che uno non appena mette piede in Parlamento, gli viene stipulata una polizza sulla vita a carico nostro, con l'INA Assicurazione, per il valore di 150.000 euro. Quindi ce li abbiamo sulle croste anche quando muoiono, speriamo il più tardi possibile, perché la vedova prenderà l'assicurazione sulla vita. E anche Marella Agnelli e Margherita Agnelli, le due eredi, hanno preso le 150.000 euro dallo Stato italiano per questa polizza sulla vita. Quindi pensate, quando Razzi e Scilipoti, ai quali auguriamo vita lunga e una grande salute, non ci saranno più, continueranno a pesare sulle nostre tasche. Detto questo, Tangentopoli. Allora, la Fiat sapete che è uscita indenne da Tangentopoli. Sì, hanno preso qualche manager, qualche cosa, ma il teorema è stato che Gianni Agnelli e Romiti potevano non sapere, cioè potevano non sapere che in alcuni rami dell'impero c'erano dei dirigenti che pagavano le tangenti. Non è vero che non potevano sapere, perché nessun dirigente si sarebbe mai preso la briga di attingere dei fondi neri, perché le tangenti non le pagate con il bilancio, non li prendete dalle voci di bilancio, fate dei fondi neri. Qui entra in scena un grande personaggio dimenticato. Ci sono tanti personaggi dimenticati, ve l'ho detto prima. Tenete d'occhio anche il sito della Juventus il 15 di novembre, tra 2 giorni, perché non ricorderà sicuramente il povero Edoardo Agnelli, nonostante fosse stato un consigliere della Juventus ed era addirittura seduto in panchina quella terribile notte delle Isel, quando ci furono tutti quei morti allo stadio per la finale tra la Juventus e il Liverpool nella Coppa dei Campioni. Lei era allo stadio, meno male che è tornato, la signora anche era allo stadio. In viaggio di nozze, l'ha portata allo stadio Isel. Signora. E non eravate nella curva Z. Allora, signora, io vengo a toccarla, signora. E la signora era in albergo invece. Allo stadio anche lei. 2 biglietti della curva Z. Quindi 2 miracoli. Complimenti. Io poi vengo a toccarla, perché porta buono lei e anche la signora. Allora, c'è un personaggio che muore, perché c'è una catena di morti, niente male. Il gennaio del 2003 muore l'avvocato Agnelli. Maggio del 2004 muore suo fratello Umberto. Nel frattempo muore un'altra persona importantissima, il vero avvocato dell'avvocato, cioè l'avvocato Vittorio Chiusano, presidente per molti anni della Juventus, anche lui completamente dimenticato. Vittorio Chiusano è importantissimo perché che cosa fa? Sa benissimo che la Fiat ovviamente ha pagato le tangenti. Non è possibile che un assessore a Milano, che un politico
avesse la forza di battere il pugno sul tavolo e di pretendere che la Fiat pagasse. Bastava chiedere e questi davano, anzi offrivano magari, per comprare centinaia di autobus, per comprare i jumbo tram, per comprare i treni della Breda, eccetera. Ma l'avvocato Chiusano capisce che a Milano è un posto pericoloso, perché ci sono Borrelli, Davigo, Di Pietro, Colombo, e allora capisce che bisogna stare attenti, anche perché il pool di Mani Pulite di Milano ha già fatto arrestare il numero 3 della Fiat, Francesco Paolo Mattioli, il direttore finanziario, quindi l'uomo che sapeva tutto. E c'è il rischio che Francesco Paolo Mattioli, incarcerato a San Vittore, essendo il numero 3, per tirarsi fuori dai guai, confessi e parli e metta nei guai quindi il numero 2, cioè Romiti. E c'è il guaio che se per caso fossero scattate le manette ai polsi di Cesare Romiti, anche egli, non essendo mai stato a San Vittore ed essendo abituato a ben altri posti, canti e metta nei guai il numero 1. Allora, per evitare tutto questo, dopo l'arresto di Francesco Paolo Mattioli, l'avvocato Chiusano prende in pugno la situazione e comincia a fare una serie di ricorsi fino alla Cassazione, dove egli riesce a far passare questo principio che è assurdo. Il luogo di competenza non è la città in cui sono state pagate le tangenti, cioè Milano o Roma, ma è il luogo dove ha sede la società. E quindi fa spostare la competenza da Milano e da Roma fino a Torino, dove si gioca in casa. Nonostante questo artifizio importantissimo, perché sposta la competenza da Milano, dove avevano il coltello fra i denti, a Torino, dove erano un po' più morbidi. Nonostante questo artifizio succede un problema. La Juventus si mette in testa di comprare il calciatore del Torino Dino Baggio, un centrocampista, non Baggio, quello buono che avete da queste parti. Dino Baggio, non Roby Baggio, Dino Baggio. E che cosa succede? Succede che il presidente del Torino è Bersano, un deputato socialista che si era fatto candidare da Craxi per avere l'immunità parlamentare. Bersano che cosa fa? Dice due cose alla Juventus: ve lo vendo, però mi dovete pagare ufficialmente 4 miliardi di lire e altri 4 miliardi me li dovete pagare in nero in Svizzera. Secondo, per evitare che ci sia la rivolta dei tifosi del Torino, che ogni volta che vedono un giocatore che passa dal Torino alla Juventus scendono in piazza, facciamo così, lo prestiamo un anno all'Inter e poi l'anno dopo ve lo prendete dall'Inter. E così fu. Fu così per l'acquisto di Baggio, transitò dall'Inter e arrivò alla Juventus dopo un anno, e fu così per il pagamento, 4 miliardi in Italia e 4 miliardi in Svizzera. Da dove uscivano quei 4 miliardi in Svizzera? Chi è che ha raccontato queste cose ai magistrati? Borsano? No, le ha raccontate il presidente della Juventus dell'epoca, il famigerato Montezemolo, che per fortuna lo avevamo solo un anno come allenatore, Maifredi, e tutti i tifosi della Juventus se lo ricordano quell'anno sciagurato. Ma nel momento in cui Montezemolo viene interrogato dai magistrati, canta, perché Montezemolo canta. Montezemolo, questo qui che vuol mettere a posto l'Italia, la Ferrari, che vuol candidarsi, eccetera, ha patteggiato per 2 volte una condanna, riconoscendosi quindi colpevole, per aver preso 40 milioni di lire una volta e 40 milioni di lire un'altra volta da un industriale torinese che desiderava essere ricevuto dall'avvocato Agnelli. Quindi lui chiedeva la tangente, che faceva mettere in contanti in un libro di Enzo Biagi, il signor Fiat, dove erano state ritagliate le pagine, per farvi ricevere dall'avvocato Agnelli. Vedete? E ha patteggiato 2 volte. Se ci fossero stati altri industriali, non lo so se ci sono stati altri, ma se lo ha fatto 2 volte con uno, mi sa che anche altre volte. Ma comunque viene scoperto da Romiti, Romiti lo vuole licenziare, l'avvocato lo salva, lo manda a far danni alla Cinzano con gli spumanti. Montezemolo viene interrogato: come avete pagato Dino Baggio? E racconta i 4 miliardi in Svizzera. Dove li avete presi? Io non lo so, perché dissi all'avvocato Agnelli se potevamo fare questa operazione, lui mi disse sì sì, e quindi andate a interrogare l'avvocato Agnelli, giusto? Da dove ha preso l'avvocato Agnelli questo 4 miliardi per pagare in nero in Svizzera il presidente del Torino, Borsano. Succede una cosa stranissima:
parte dalla Svizzera un signore che si presenta, un banchiere svizzero che si presenta ai giudici di Torino, i quali lo credono ovviamente, non lo interrogano ma prendono una sua dichiarazione. Lui, accompagnato da Chiusano, dice: sono stato io, che sono un tifoso della Juventus in Svizzera, a sacrificarmi, a pagare 4 miliardi per un calciatore. Ci credete voi a questa versione? Non solo, ma Chiusano si affretta a far partire un comunicato firmato dal procuratore generale di Torino dell'epoca, il quale dice: non è vero che Gianni Agnelli è indagato. E chi aveva detto che è indagato? Quindi fanno un comunicato su niente. Qui però nel libro troverete una cosa incredibile, che l'avvocato Agnelli sapeva che sarebbe scoppiata Mani Pulite, lo sapeva con 3 mesi di anticipo, e allora decise di prendere la sua società, la sua cassaforte, la Dicembre, si chiama Dicembre, che controlla dall'alto tutto, anche oggi controlla dall'alto la Ferrari, la Exor, la IFIL quando esistevano, la Juventus, il Club Mediterranee, la Iveco e tutto. Prende la Dicembre e, per paura che i giudici di Mani Pulite di Milano con delle rogatorie scoprano qualche cosa, la fa intestare a 2 prestanome, uno in Svizzera, l'avvocato René Merkt, e uno in Liechtenstein, perché questa Dicembre viene trasferita a Vaduz, in un insieme di scatole cinesi. E vedete, l'avvocato René Merkt, potete guardare su internet domani mattina, anche stasera stessa, l'avvocato René Merkt è indagato perché come membro di circa 900 consigli di amministrazione lui e 900 suo figlio è al centro di inchieste su traffici di armi che riguardano anche il governo della Gran Bretagna. Mentre il professor dottor Herbert Backliner in Liechtenstein, ogni volta che vi laureate potete metterlo sul biglietto da visita, come Di Pietro è senatore, deputato, professore, avvocato, dottore, perito industriale. E ci aggiungiamo ex ministro, e non è nessuna usurpazione di titolo, è stato senatore, è stato deputato, è stato professore all'Università di Castellanza, è stato avvocato, è dottore in legge, è stato perito industriale ed ex ministro. No? Allora il professor dottor Herbert Backliner è molto interessante, perché? Perché il professor dottor Herbert Backliner è l'ex presidente della Corte Costituzionale del Liechtenstein. E perché è importante? Perché vuol dire che lui ha fatto le leggi a favore di coloro che vanno a nascondere il loro denaro in Liechtenstein, e gli italiani che nascondono il loro denaro in Liechtenstein sono 16.000, e il governo italiano ha rifiutato un CD di un impiegato infedele di Backliner che aveva proposto ai vari governi il dischetto con gli evasori francesi. Solo la Germania ha comprato questo dischetto, lo ha pagato 4 milioni di euro e ha recuperato oltre 400 milioni di euro, consegnandolo a 52 magistrati che ha riunito a Bochum, e hanno costituito il più grande pool contro l'evasione fiscale, che con questo dischetto è risalito a tutti i signori che avevano il conto. Ma i 16.000 italiani devono stare attenti col loro conto a Vaduz, perché avendo fatto le leggi il professor dottor Herbert Backliner, è chiaro che se voi vi presentate ai vostri eredi, vostra moglie, i vostri figli, a chiedere il vostro denaro con le prove, non ve lo danno. E avete voglia a farvi l'avvocato o a fargli causa. Tanto le loro leggi, voi siete considerato un evasore fiscale, che cosa vuole questo qui? E i soldi lo sapete dove li avete depositati? Li avete depositati nella banca del Granduca del Lussemburgo, e quindi come fa il Granduca a rinunciare al suo denaro? Non li vedete mai più, sbrigatevi se li avete portati là. Se avete fatto una Anstalt, una Stiftung o una Foundation. Allora il dottor Herbert Backliner che cos'è? È un gentiluomo di sua santità, la massima onoreficenza che lo Stato Pontificio concede a un laico, a un peccatore come noi. Anche Anemone, quello che la notte del terremoto all'Aquila diceva: oh, mi sono fatto 4 risate, pensa quanti miliardi famo col terremoto dell'Aquila per la ricostruzione. Anche quello lì è gentiluomo di sua santità. Ma Herbert Backliner è un gentiluomo perché? Perché lui ripara gli organi. C'è l'organo della Cappella Sistina che si rompe, 800.000 euro pago io. E Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, lo riceve, gli dà l'onorificenza di gentiluomo di sua santità e fa una cerimonia pubblica per ringraziarlo. Si rompe anni dopo l'organo del Duomo di Ratisbona, la cattedrale tanto cara a Papa Ratzinger, il primo tedesco che si è reso nella storia del mondo. Beh,
ci pensa Herbert Batliner a riparare l'organo a Cannes, altri 800.000 euro. E il Papa allora quando va a Ratisbona, dove fa il famoso discorso, quello sui musulmani che ha creato un casino nell'altro mondo, chiede di poter ricevere in udienza privata Herbert Batliner per ringraziarlo. Herbert Batliner parte per andare dal Papa a Ratisbona, ma non può varcare la frontiera con la Germania perché è ricercato per via di un mandato di cattura della procura di Bochum per aver riciclato del denaro di un trafficante colombiano di cocaina, tale Rios. Avete capito il gentiluomo di Sua Santità? Allora che cosa succede? Parte il cardinale Bertone, si mette d'accordo con la Merkel e con la cancelleria tedesca e riesce a ottenere un salvacondotto per Batliner, vale a dire la Bundespolizei, la polizia federale tedesca, lo aspetta alla frontiera con l'Austria, lo porta a Ratisbona, lì parla un'ora col Papa e poi viene riaccompagnato alla frontiera. Questo era il prestanome di Gianni Agnelli nei 7 anni in cui si svolgeva Mani Pulite in Italia e c'era la sua società nascosta all'estero, un senatore della Repubblica. Ma io spero che Papa Francesco ce la faccia, ci riesca finalmente a sistemare la più bella e grande lavanderia che c'è al mondo, perché in piazza San Pietro, colonnato del Bernini, sulla destra, c'è l'ufficio, quello dei francobolli, dove vanno a farsi mettere l'annullo Vaticano, ma di fianco c'è anche una targa in bronzo con scritto IOR, Istituto per le Opere di Religione. E da lì voi sentite uscire un profumo di ammorbidente coccolino. Sapete quando fate la lavatrice a casa, che ci sono tutti quei profumi di detersivi, quelle cose, la più grande lavanderia del mondo. Infilate $1 sporco, esce perfettamente pulito. Infilate un franco svizzero con qualche ditata d'unto, esce perfettamente pulito. Tac, tac. Se Papa Francesco riuscirà a sistemare questa cosa, andrà tutto bene. Ma se vorrà sistemarla, può darsi che gli succeda quello che successe a Papa Luciani. Temo, spero di no, ma temo. Abbiamo fatto... Beviamo un goccio d'acqua. Sì. Vi state annoiando, adesso finiamo, state tranquilli. Abbiamo fatto le 10. No, cambiando un po' gli schemi, abbiamo accennato al dottor Di Pietro. L'avvocato Di Pietro, professore Di Pietro, onorevole Di Pietro, al ministro perito Di agrario. Pietro. Lui è il suo trattore, perché attualmente Ecco. dice che c'è il problema che non riesce a vendere le olive, bisogna dare una mano a comprare le olive, di Montenero di Bisacci, provincia di Campobasso. Il dottor Moncalvo, a proposito di dottore, tra l'altro io non ho presentato la biografia di Gigi Moncalvo, ma abbiamo di fronte, penso, a uno delle colonne. Innanzitutto è stato colui che ha creato i TG Fininvest, allora si insieme chiamavano, ad altri, insieme a un le gruppo notizie, di persone. notizie Dentro la notizia. dentro la notizia, ecco. E non era in diretta, un telegiornale che non era in Indifferita, diretta, potete indifferita. immaginare, mezz'ora prima veniva registrato alle 6:30 e mandato in onda alle 7. Pensate un po', se in quella mezz'ora succedeva qualcosa era la fine del mondo. Ecco, poi chiaramente è stato un giornalista di carta stampata, Corriere della Sera, Giorno. Io da giovane me lo ricordo anche direttore della Padania, una esperienza fugace. Anche. Io sono stato al Corriere della Sera, ma dicono soltanto, e questo ha lavorato alla Padania, come dire un appestato. Se avessi lavorato all'Unità mi avrebbero fatto un monumento. Sì. Cioè io ho lavorato 40 anni nella vita, no? 40 anni, sono stato 7 anni al Corriere della Sera, 1 anno e 6 mesi alla Padania, solo quello ricordano, come dire, questo bifolco. Era con quella banda di Rozzi, con quella banda di incivili. No, guardi che ho fatto anche qualcos'altro, parecchie cose. No, solo quello. Fossi stata all'Unità per 30 anni, questi sono giornalisti, questi giornalismo, questo. Vedete il razzismo? Dov'è il razzismo? Lo vedete dov'è? Le differenze etniche. Io ho lavorato alla Padania. Come avrei lavorato al Messaggero di Sant'Antonio? Se mi affidano un incarico professionale, cerco di svolgerlo al meglio.
sono orgoglioso di aver portato la Padania al record di vendite di tiratura in quel periodo, me ne sono andato quando Bossi ebbe il cricco e andò in ospedale. Perché me ne andai? Perché vissi i 15 giorni più infernali della mia vita, perché dirigevo un giornale che veniva comprato dalle persone per sapere come stava uno che aveva avuto un ictus, e non mi dicevano quali erano le sue reali condizioni. Quindi io cosa mettevo? Dovevo tutti i giorni aprire col titolo sta bene, sta male, sta meglio, stazionario, ritorna, si è aggravato. Dovevo aprire con quel titolo lì, no? Perché tutti comprando la Padania volevano sapere come cazzo sta Bossi. E non me lo dicevano, non me lo dicevano i Calderoli, i Maroni, i Giorgetti, i Castelli, non me lo dicevano. E allora partii e andai all'ospedale di Varese. Grazie ad Aurelio, che attualmente è l'autista di Salvini, allora era l'autista di Bossi, uno che non parla neanche se lo ammazzate, e che dopo che Bossi ebbe l'ictus venne tenuto in quarantena per 3 anni. Lo mandarono a togliere le foglie dal cortile di via Bellerio, perché queste cose bisogna raccontarle, perché faceva paura lui con tutti i segreti che conosceva. Oggi è stato recuperato. Allora chiese a Aurelio: Aurelio, qual è l'ora migliore per andare a vedere Bossi? Mi disse: di sera, quando non c'è più nessuno. E aggiunse una cosa terribile. Mi disse: sapessi di tutti gli esponenti della Lega che ci sono lì, ci sono 3 categorie: quelli sinceramente addolorati e preoccupati per le condizioni di salute di Bossi, quelli che invece vengono lì per vedere non come sta, ma se muore o non muore. Terzo, coloro che vengono lì per vedere se non muore e resta vivo, se sarà fuori di melone o ritornerà normale. Allora andai quella sera e vidi questo vecchio leone, questo combattente, steso nella camera di rianimazione, quindi io ero dietro un vetro, completamente rasato, con la cannula dell'ossigeno, la mascherina, nudo e con questo lenzuolo sopra in questa posizione, sembrava un cadavere. E mi commossi vedendo un combattente in quella maniera lì, e mi incazzai anche quando scrissero Luisa Corna, le cose, eccetera. Una vergogna, perché io gli voglio bene a quell'uomo, comunque sia, perché ha avuto un grande fiuto politico, ha cercato di fare delle cose e ha ridato della dignità della gente. Gli ho sempre rimproverato di essersi circondato di gente strana. Io nella Padania non potevo resistere perché avevo 2 difetti: sapevo leggere e scrivere. A proposito di leggere e scrivere, lei ha letto e scritto molto. Non vorrei sembrare presuntuoso, no, dicevo insomma, semplicemente. Mi scuserà appunto il consigliere regionale se c'è ancora, ma lui è una persona per bene che sa leggere e scrivere, una persona per bene, lo si vede dal suo volto onesto e pulito. Penso sia andato a caccia di voti. No, lei ha scritto, prima ne accennava, anche una biografia su Di Pietro. Certo, che ho strappato in pubblico qualche anno dopo, perché mi ha preso in giro. Cosa ha preso in giro gli italiani. Ecco, cosa resta di questa biografia? Tra l'altro abbiamo festeggiato i 20 anni di Mani Pulite. Festeggiare non c'è da festeggiare niente, perché curiosamente sono stati noi qui in Veneto abbiamo vissuto lo scandalo Mose, che è stato un qualcosa di enormemente più grande di Mani Pulite. Ma se andiamo a vedere le quantità, se andiamo a vedere qui la gente quando fa le rievocazioni dice almeno quelli là rubavano per il partito, questi rubavano per se stessi. Quelli là su 10 ospedali ne facevano 8, ma 8 li facevano, questi su 10 ospedali non ne facevano neanche uno. Cioè, se andiamo a vedere, però, il discorso è quello. Di Pietro cosa resta secondo lei? Di Pietro resta nella storia della il politica fatto italiana, che abbia suscitato la speranza in molte persone, perché molti come me hanno creduto che veramente cominciasse un reale cambiamento del paese, no? Invece i risultati concreti quali sono stati? Mafia tremendi. capitale?
sono stati, la corruzione è diminuita o è aumentata? La vicenda di Mani Pulite creò un metodo ancora più fine per nascondere il denaro, creò degli accorgimenti e dei costi ancora maggiori. Vi faccio un esempio. Mi raccontò un grande industriale che lui ogni volta che andava in un ministero a Roma mollava un 100.000, allora c'erano le 100.000 lire, mollava un 100.000 lire all'usciere che gli prendeva il cappotto, gli diceva le faccio fare il caffè, guardi il ministro la può ricevere tra 20 minuti, però vado dentro, gli do un biglietto per far capire, cioè dava un 100.000 di mancia. Quando scoppia la vicenda di Di Pietro, lui torna, va sempre a questo ministero, quello lì prende il cappotto, gli dai 100.000, lui li guarda e dice no, e lui dentro di sé dice poi vedi l'effetto di Di Pietro, non li prendono più le 100.000 lire adesso, ne voleva 200 quello là. Capite? Quindi era già, vedete questa cosa per esempio del Vaticano recente, c'è una cosa da ridere in tutta questa, che adesso torniamo sullo IOR. Hanno scoperto che ogni anno il Vaticano incassa 60 milioni solo per la benzina, i medicinali e le merci che vengono vendute nell'emporio che c'è dentro il Vaticano, perché la farmacia del Vaticano è la più contesa perché l'aspirina la pagate 10 centesimi, perché non ci sono le tasse, non c'è l'IVA, la benzina costa niente perché non ci sono le accise. Allora dovrebbero esserci 3.500 tessere per entrare in questi posti e fare benzina in Vaticano, comprare nella farmacia del Vaticano. 3.500 perché questo è il numero dei dipendenti, le guardie svizzere, gli impiegati, qualcuno pensionato, eccetera. Alla RAI io avevo una segretaria che aveva la tessera per andare a comprare le medicine in Vaticano e come andare a comprare in Vaticano, e io dicevo ma come hai fatto ad averla? Non si dice, eccetera. Allora ho scoperto che invece di esserci 3.500 tessere, riescono a fare 60 milioni all'anno, perché ce ne sono 65.000 di tessere. Abiti a Roma, c'è perfino la tessera per andare in Vaticano a prendere le medicinali, a comprare le scarpe o fare benzina. Lo stesso lo IOR. Lo IOR è una cosa che potrebbe essere seria. C'è una congregazione di preti, di suori, domenicani, francescani, benedettini, le suore dell'Immacolata, le quali con le offerte, con i loro bilanci, con gli affitti delle loro case, hanno il conto allo IOR, il quale investe in un certo modo e fa rendere quei soldi, molto di più di quanto potrebbe fare una banca privata. Allora dovrebbero essere, non so quante saranno le congregazioni nel mondo, supponiamo 3.000, dovrebbero esserci 3.000 conti, allo IOR invece ce ne sono 65.000. È come le tessere per andare a comprare con lo sconto la benzina, la stessa cosa. L'altro giorno hanno indagato uno che si chiama Nattino, l'avete letto? Voi datemi retta, seguite due che in questi giorni sono sui giornali, sono due potentissimi, Palenzona, il vicepresidente di Unicredit, che si sono scusati, gli hanno dissequestrato i documenti sequestrati, vicepresidente di Unicredit, membro del Consiglio di amministrazione del Generali, di Mediobanca, presidente degli aeroporti di Roma di Benetton, presidente delle autostrade italiane, presidente delle autostrade europee. Questo faceva il camionista a Tortona, abita a pochi chilometri da dove vivo io. Nattino è venuto fuori in queste vicende. Nattino, se voi andate a cliccare Ricucci and Nattino su Google, trovate il famoso interrogatorio di Ricucci quando voleva scalare il Corriere della Sera, ve lo ricordate? I furbetti del quartierino. Anche a Torino ci sono i furbetti del quartierino. Hanno fatto 2 processi, hanno accertato che Gabetti e Grande Stevens, che sono stati condannati e poi hanno avuto la prescrizione dalla Cassazione, hanno fatto l'equity swap, cioè false comunicazioni sociali, e si sono portati a casa con 400 milioni una roba che valeva 9 miliardi. Gruppo Fiat se lo sono portati a casa il controllo 400 milioni, una roba che valeva 9 miliardi. Anche lì è roba che riguarda noi, perché anche lì c'eravamo di mezzo noi nel pagare. Ricucci viene interrogato dai giudici di Roma e gli chiedono, e a proposito di Gianpietro Nattino e della banca Finnat, che cosa ci dice? Ricucci si spaventa e dice, vi prego non fatemi questo nome perché se no rischio di morire. Però Madonna, e che cos'è? Il banchiere dello IOR. Andate, tenete questi nomi sconosciuti, sono questi qua, quelli Bisignani, sapevamo dell'esistenza di Bisignani noi prima che si mettesse a scrivere libri.
Oggi Bisignani ne ha fatta un'altra delle sue, sapete che c'è tutta sta cosa, la Boschi, Renzi. Oggi ha detto sì, la Boschi è fidanzata. Con chi? Con un lottatore serbo, un pugile serbo, una cosa del genere. Cioè, che cosa vogliono dire questi? Che messaggi mandano? Boschi sapete che è una delle persone più potenti che esistono in Italia. Il vero uomo forte del governo Renzi è una donna, la Boschi. Tenete d'occhio la Boschi, scommettete sul futuro della Boschi, vedrete che futuro radioso si presenterà per la Boschi. Ma torniamo a questi nostri amici. Vedete, la figlia ci ha consentito con le sue cause giudiziarie di sapere l'entità di quello che si erano portati all'estero. Perché la figlia, quando c'è il testamento del padre, riguarda solo gli immobili, lascio l'usufrutto a mia moglie e lascio la nuda proprietà ai miei figli, perché Edoardo era ancora vivo. E quando poi Edoardo muore, Gianni Agnelli non cambia il testamento, avrebbe potuto cambiarlo, avrebbe potuto inserire sua nipote, ma di nipoti ne aveva 8, perché Margherita ha fatto 3 figli con Alain Elkann, John, Lapo e Ginevra, e 5 figli col secondo marito, Serge de Palaine, quindi il patrigno di John Elkann. E sapete come primo gesto da presidente della Fiat che cosa ha fatto John Elkann? Ha mandato una raccomandata al conte de Palaine, il suo patrigno, l'uomo che lo ha cresciuto fino a 18 anni, insieme a Lapo, insieme a Ginevra, insieme agli altri suoi 5 figli, e lo ha licenziato. Lo ha licenziato perché era il presidente della Fiat Russia, Fiat Polonia, Fiat Romania, Fiat Bulgaria. Non solo, gli ha detto, e faremo anche, dandogli del lei, abbiamo disposto un'inchiesta per vedere se lei rubava sulle note spese. La figlia dice, oltre le case di papà che cosa c'è in Italia? Totale 108 milioni per lei, signora, e 108 milioni per sua madre. Ma voi scherzate? Possibile che mio padre avesse un patrimonio inferiore a Luciano Pavarotti? Possibile che mio padre avesse un patrimonio inferiore all'Alberto Sordi, a Oriana Fallaci, Gianni Baget Bozzo? Possibile che mio padre avesse un patrimonio inferiore a quello che l'Agenzia delle Entrate anni dopo avrebbe accertato per Valentino Rossi? Sì, quello lì della moto Valentino Rossi, lo ricordate a Londra quando disse a quel Ferragosto, sì, io ho evaso, eccetera. Per Dolce & Gabbana, per Del Vecchio, quello dell'Oxottica, possibile? E allora dice Margherita Agnelli, andiamo in Svizzera a vedere cosa c'è di là. C'è un anno di lavoro dei suoi avvocati che poi chiederanno una parcella di 25 milioni di euro, pensate 50 miliardi di lire di parcella, e l'avvocato italiano, uno è svizzero e ha fatto la ricevuta, la fattura, la parcella, quello italiano ha detto i miei 15 milioni vorrei vedermeli accreditati in nero in una banca di Singapore. Naturalmente Margherita lo ha denunciato, è stato licenziato dallo studio Chiomenti, uno degli studi più importanti d'Italia, ma sapete in quell'accordo di Ginevra quanto si spartiscono le due eredi? 1,4 miliardi la figlia, 1,4 miliardi la vedova. Quindi l'avvocato Agnelli aveva portato all'estero 2,8 miliardi. No, perché 2 giudici, 2 sostituti procuratori della Repubblica di Milano, Fusco e Ruta, nel febbraio del 2013, facendo un'inchiesta su quella parcella in nero di 15 milioni, scrivono che è stato trovato un altro conto dell'avvocato Agnelli presso la Morgan Stanley di Zurigo per l'ammontare di 1 miliardo di euro. E l'avvocato Galasso, nuovo avvocato di Margherita, l'avvocato di Torino, scrive a questi 2 giudici che hanno trovato le prove, la loro cliente ha trovato le prove di altri 3 conti di suo padre di 411 milioni presso la stessa Morgan Stanley. Quindi rifacciamo i conti, 1,4 miliardi più 1,4 miliardi siamo a 2,8, più un altro miliardo 3,8, più 411, 4,2 miliardi di euro. Quindi noi possiamo dire senza timore di smentita, perché è provato da atti giudiziari, che l'avvocato si era imbertato all'estero almeno 4,2 miliardi di euro. 4,8 mila miliardi di lire. Ci avete presente 1 miliardo di lire?
Ci avete presenti 10 miliardi di lire? Ci avete presente 100 miliardi di lire? Ci avete presente 1000 miliardi di lire? 8.000. 8.000. E io scrissi una lettera aperta su Libero a John Elkann e gli dissi: sicuramente, ingegnere, lei ha letto quella sentenza dei 2 giudici di Milano, Fusco e Ruta, in cui dicono che suo nonno Gianni aveva un altro conto da 1 miliardo e un altro da 411 milioni. I casi sono 2, ingegner John Elkann. O lei sapeva dell'esistenza di questo denaro e allora ha derubato sua madre e sua nonna, perché questo denaro, dato che era di suo nonno, appartiene per metà alle 2 eredi, 700 milioni a sua madre e 700 milioni a suo nonno. Oppure, come io credo, lei non sapeva dell'esistenza di questo denaro e allora mi auguro che lei abbia chiamato i signori Gabetti, Grande Steve e Sigrid Varon, che era il capo del Family Office di Zurigo, dell'avvocato Agnelli che gestiva il suo patrimonio personale, abbia chiamato uno di questi 3 signori o tutti e 3 insieme e gli abbia chiesto: come mai non mi avevate detto niente di questi soldi di mio nonno? Come mai non li avete consegnati alle 2 legittime eredi? Perché tenete questi soldi sotto il vostro controllo? Ce ne sono altri? E qui viene fuori una cosa davvero strana, perché quando Margherita Agnelli firma in Svizzera quell'accordo da 1,4 miliardi, naturalmente sblocca anche quei 108 milioni in Italia per lei e per sua madre, giusto? Erano ancora bloccati. E voi pensate l'arroganza. Per un testamento, quello di un cittadino italiano, Giovanni Agnelli, una successione aperta da un notaio italiano, un notaio Ettore Morone di Torino, a favore di 2 beneficiarie cittadine italiane, anche se residenti all'estero, Margherita Agnelli e Marella Agnelli Caracciolo, che cosa fanno? Accreditano quei 108 milioni attraverso una banca svizzera, che è come ammettere che tu hai il conto in Svizzera. Pensate all'arroganza, all'imprudenza, pensate che fior di commercialisti, ma questo errore, questo gesto di arroganza poteva costare caro, perché gli investigatori privati che Margherita Agnelli assume, perché ha assunto degli investigatori privati, c'è l'intervista con uno di loro nel libro, quello che ha scoperto la storia del Liechtenstein e di Butliner, gli avvocati le dicono: attenzione Margherita, è importante che abbiano accreditato da una banca svizzera, perché adesso noi scriviamo a questa banca e gli diciamo: da dove avete preso questi soldi? Chi è che vi ha dato l'ordine di pagare questo bonifico? Da quale conto li avete attinti? E questo conto è ancora aperto, intestato a chi? Qual è il saldo di questo conto? E qui avete una visione bellissima, perché vedete la differenza tra la banca svizzera e la banca italiana. Mentre la banca italiana continua a ripetervi: noi abbiamo fiducia nel cliente, la fiducia del risparmiatore, la fiducia è la nostra unica risorsa, una fiducia tale che c'è perfino la catenella di ferro in banca nella Biro quando voi dovete firmare. C'è la catenella di ferro, c'hanno paura che vi portate via la Biro. Pensate che danno gli fareste a quelli del Monte dei Paschi che hanno fatto quello che avete visto. Qui invece la banca svizzera risponde, e rispondono in 2, Thomas Rees, Executive Director, e Catherine Fry, Legal and Compliance Executive Director, cioè la capa dell'ufficio legale. E state a sentire questa lettera, perché ha dell'incredibile. È la lettera che poi spingerà Margherita a fare causa. E tutti quelli che diranno: vergogna, hai lavato i panni sporchi fuori dalla famiglia, hai fatto rivoltare tuo padre nella tomba. Dici: ma che rivoltare? Guardate qua, sentite questa lettera di Morgan Stanley di Zurigo in risposta agli avvocati di Margherita che chiedono da dove avete preso quei 108 milioni. Oggetto: conto del defunto Giovanni Agnelli. Oggetto: conto del defunto Giovanni Agnelli. Cari avvocati, con riferimento alla vostra lettera del 13 febbraio 2007, abbiamo il piacere di informarvi che abbiamo preso contatto con il titolare del conto. Cioè si sono messi, il oggetto conto del defunto, abbiamo preso contatto col titolare del conto. La banca svizzera si mette in contatto con l'aldilà, mica palle. Non è la prima volta, tra l'altro, che si mette in contatto. Dice: lo stesso
che ha periodicamente seguito questa vicenda. Quindi lui da lassù ogni tanto chiedeva, si sono messe d'accordo queste due, continuano a litigare. Alla fine si sono messe d'accordo, avvocato, quant'è? 108, è bonificate, facciamola finita, ebbene? Morgan Stanley dice, dopo la vostra lettera, il titolare del conto ci ha detto di non fornirvi nessuna ulteriore informazione. E per forza voi andate a rivolgervi al tribunale. Che cosa fareste se vi accorgeste che un vostro parente, che per tutta la vita vi ha detto, vostra madre, vostra nonna, vostra zia, un giorno quella casa sarà tua, quella casa al mare, quel box, quel garage, quel negozio sarà tuo, che cosa fareste se vi accorgete che se l'ha invertato qualcun altro? State a cogliere le primule nei prati, non queste serate qui di freddo, di nebbia, o andate in tribunale se del caso e vi fate l'avvocato. State a casa a pettinare le bambole oppure tirate fuori le unghie e gli artigli, come è giusto. Ecco che cosa ha fatto Margherita Agnelli. Ha chiesto trasparenza nel nome di suo padre e dei beni che suo padre ha lasciato, perché Margherita Agnelli è profondamente convinta di essere stata derubata e anche i due giudici di Milano, Fusca e Rutta, dicono l'iniziativa di Margherita Agnelli non è per nulla avventata, anzi è doverosa, quale legittima erede. E allora io finisco, perché adesso è ora di finire, e vi dico, prendetelo questo libro, ma se l'avete preso avete fatto male, perché dovevate prenderne 2 copie, perché una nel comodino di lei e una nel comodino di lui, altrimenti litigate, no stasera lo leggo io, ieri l'hai letto tu, con 2 libri siete tranquilli. Lo comprate perché non lo trovate in libreria e nella classifica c'è anche un mercato nero dei libri introvabili. Al primo posto c'è una biografia non autorizzata di Veronica Berlusconi, quando Berlusconi era potente, stampata da una tipografia di Viareggio, vale 520 euro. Io sono andata a Viareggio a cercare questa tipografia, non esiste, non è mai esistita, c'è un'impresa di pompe funebri dove c'era l'indirizzo, quindi chissà dov'è. Questo libro è al 6° posto. Costa 19 euro, ma è quotato 54. Quindi voi stasera pagate 19, lo tenete nel cassetto, lo lasciate ai vostri figli, è meglio di un bot. Il bot rende 0, voi spendete 19, vale 54. Tac, tac. È come la lavanderia, quella lavanderia Cocolino, Francesco, Miralanza, eccetera. E su Amazon, ma su Amazon non è cartaceo, su Amazon è su ebook, digitale. Cartaceo non c'è. E lei se lo trova su cartaceo me lo porti che io le do 54. Ebook, ma stiamo parlando di cartaceo, non stiamo parlando di ebook, sono 2 cose diverse. Non sono rimasti indietro. Questo è cartaceo, io sto parlando di cartaceo. 19 euro cartaceo, 522 pagine, di sudore, lacrime e sangue. Ma attenti, perché dovete comprarlo? Perché finalmente voi potrete dire una cosa che già sapete, perché la sapete dentro di voi questa cosa che sto per dirvi, la sapete ma non potete dirla pubblicamente, non potete dirla io sono, perché? Perché sembrereste presuntuosi, arroganti, superbi, invece adesso la potrete dire dando la colpa. Sai che leggendo Agnelli Segreti ho capito che i veri signori e le vere signore siete voi, non sono loro. Perché leggendo questo libro, leggendo queste storie di miserie fondamentalmente, anche se si parla di tantissimo denaro, vi renderete conto che ciascuno di voi, grazie alle proprie qualità, ai propri valori, anche se non sono questi, alle proprie virtù, ai propri meriti, alle proprie capacità, è sicuramente ricco ciascuno di voi, molto più ricco, certamente più ricco, perfino di Gianni e di Marella Agnelli. E io sono lieto e ti ringrazio, caro direttore, ringrazio il tuo editore e la sua consorte per avermi invitato in questa circostanza a parlare di queste cose insieme a dei veri signori e a delle vere signore, quali voi indubbiamente siete. Grazie a tutti. Grazie a voi. Tra l'altro, siccome Gigi Moncalvo non si fa mancare nulla, oltre che la biografia di Di Pietro e questa sulla famiglia reale degli Agnelli, ne ha scritta anche una su Berlusconi, giusto?
giusto, che è in vendita anche qui questa quindi sera. potete trovarla. Il Signore mi ha anticipato, io vi giro, vi cedo la parola se avete qualche domanda, qualche riflessione, qualche spunto ulteriore prima di avviarci verso la nebbia. C'è un microfono magari? No? Beh. Scusi. Dovrebbe chiederla a qualcun altro, dovrebbe chiedere alla scorta della Fiat come mai si è dimenticata di seguirlo. Ma lì c'era anche Corona, no, Corona è arrivato dopo. Dovrebbe chiedersi come mai per 4 giorni, i 3 giorni prima della morte, il giorno della morte di Edoardo, la scorta si dimentica di seguirlo. Dovrebbe chiedersi come mai l'unica persona per bene forse della notte di Lapo è il travestito Donato Brocco in arte patrizia, perché se col suo ditone peloso non avesse fatto il 118 e chiamato il pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano che ha subito mandato un'ambulanza, forse Lapo non sarebbe uscito vivo da quell'overdose. Dovrebbe chiederselo, non a me, dovrebbe chiederlo per esempio al numero 1 della Fiat, che combinazione è anche il fratello. Dovrebbe chiedersi come mai anche recentemente Lapo è sbucato nudo tra alcune macchine a Milano, lo hanno caricato in 2, lo hanno portato in un appartamento di Quarto Giaro, il giorno dopo lo hanno caricato su un taxi, lo hanno rimandato a casa pagandogli il taxi e lui per ringraziamento ha mandato un pallone con tutte le firme dei calciatori della Juventus e questi hanno risposto no, non ci basta un pallone, vogliamo 300.000 euro. Sono stati condannati 2 di questi per tentativo di estorsione, ma la domanda da farsi non è se erano colpevoli o innocenti, ma che cosa c'era in quel telefonino e in quel video per cui loro chiedevano 300.000 euro? Possibile che a fronte di tutti questi episodi che si verificano periodicamente, la scorta della Fiat e il fratello di Lapo non gli assegni qualcuno che lo protegge, che lo sorveglia, che lo segue, che interviene in caso di bisogno, senza che arrivino 2 di Quarto Giaro che poi fanno l'estorsione? Punto interrogativo. Corona arriva quella sera a casa del travestito pugliese, arriva, lo mette sotto contratto per l'esclusiva delle interviste televisive, i servizi fotografici, le interviste. E dopo che lo ha messo sotto contratto, sganciandogli qualche biglietto da 1.000 euro, chiama 2 persone cercando di vendere questo servizio, no? Che in quel momento era molto interessante l'intervista con questo qua e uno voleva vederla la faccia di questo qua dove andava ad acchiocchiolarsi il nipote dell'avvocato Agnelli. Chiama Vespa Bruno per porta a porta e chiama Mentana Enrico per Matrix, i quali fanno passare qualche ora, informano qualcun altro e sapete chi è che telefona a Corona? Mica Mentana per dire no, non mi interessa, io sono amico di quella della Fiat, oppure Vespa per dire no, non mi interessa. Chiama il capo di Publitalia, la concessionaria della pubblicità delle televisioni di Berlusconi. Dice, ma cosa c'entra questo qui? E dice, Corona non si permetta più di offrire questa roba in giro. Avete capito? I veri padroni sono i capi della pubblicità e questa sera ne abbiamo 2 qua in questa sala. I veri detentori del potere sono loro, perché sono loro che danno o non danno l'ossigeno. E se mettono il piede sul tubo dell'ossigeno, i conti non tornano. Quindi poi si accorge Corona che non c'è mercato per questa cosa, allora fa lui un'intervista a Donato Brocco, ed è un'intervista molto simpatica e significativa, perché Donato Brocco dice, gli chiede Corona, erano già passati 2 o 3 giorni, lui stava aspettando la risposta di Vespa Mentana, si illudeva che fossero 2 giornalisti che erano al servizio del lettore o dell'ascoltatore, dell'ascolto, non di Torino. Perché la carriera si fa non al servizio del lettore, si fa al servizio di Renzi, si fa al servizio della Fiat, questi hanno il Corriere della Sera, la Stampa, tutti sognano di andarci a lavorare, io ci ho lavorato quindi ho già dato. È una cosa che ci diciamo con Feltri sempre. Siamo gli unici 2, io e te, che non sogniamo di diventare direttori del Corriere della Sera perché ci siamo già stati e abbiamo visto come ci hanno fatto diventare il fegato. Corona, quando fa l'intervista a Donato Brocco, gli chiede, senta, ma lei che in fondo ha salvato la vita alla Poelca, quali segni di ringraziamento e di gratitudine ha ricevuto dalla Fiat, dalla famiglia?
Lui gli dice nessuno. E lei che cosa si sarebbe aspettato? Ma dice un fiore, un biglietto con scritto grazie, una telefonata, una duna. Donato Brocco, per aver salvato, si aspettava almeno una duna, perché come tutti noi sa che ci sono giganteschi parcheggi con migliaia di duna. Io stasera ho posto una sola condizione al direttore per venire, la possiamo svelare. Ho detto purché tra i presenti non ci sia nessuno che ha la duna. Perché se c'è qualcuno che ha la duna mi spiace, ma io per contratto vado a casa. Perché vedete, anche questa è una cosa sintomatica della Fiat, quando uno non produce dei prodotti che vendono. Perché ci può essere un ingegnere che una sera ha fatto tardi, ha fumato, ha fatto uso di chimica, la mattina dopo è ancora un po' con la testa nel pallone e disegna una roba tremenda come la duna. Può capitare, no? Che ci sia un ingegnere che ha passato una serata un po'. Ma non può e non deve capitare che ci sia tutta una filiera di dirigenti per arrivare fino a Romiti che mette in produzione la duna, che investe del denaro per costruire delle linee di montaggio della duna. E questo il punto, è vero o no? È questo qui il punto. Però il direttore mi ha detto, io non posso selezionare le persone che vengono, c'è il rischio che qualcuno abbia avuto la duna, ma io ero di là a controllarvi quando entravate a uno, ho visto che nessuno di voi ha la faccia da duna. Nessuno di voi. Se c'è qualche altro intervento. Se c'è uno con la duna non so cosa succede adesso. Tra l'altro a proposito di pubblicitari, il famoso slogan Fabbrica Italia. Che bello, c'erano lo stemma della Lancia, della Fiat. Il tricolore. Bello, quello lì. Vedete, costa più cambiare il logo di un'azienda. Pensate, la Rai quando ha fatto la famosa farfallina, vedete che c'è la farfallina? Sapete cosa vuol dire cambiare i biglietti da visita, la carta intestata, il logo, le cose? È costato sui 12 miliardi di lire perché l'hanno fatto. Pensate, cioè quando nasce e si sveglia uno una mattina e dice cambiamo il logo, l'hanno chiamata FCA. Secondo me l'Apo aveva dato un altro nome, loro però hanno tolto una vocale, via. Però è vero. Bene. Posso fare un'utilissima domanda? Prego. Al microfono anche. Questo affetto quasi paterno che aveva l'avvocato per Montezemolo, come lo spiega lei? Faccia la domanda in un altro modo. Montezemolo era o non era figlio? E la chiudiamo lì. E questa è la domanda. Ok. Allora, diciamo una cosa. Che Montezemolo ha sempre fatto credere questo. Non ha mai smentito, no? Quando diceva ma... E non smentendolo ha contribuito a crearsi di questa cosa qua. E non smentendolo, se lei ci pensa bene, cioè Montezemolo, non smentendo, non è vero che sono figlio dell'avvocato, sono figlio di mio padre, che è un signore di Bologna, non smentendo questa cosa ha offeso ogni volta contemporaneamente 3 persone. La propria madre, perché gli ha dato della indirettamente. Il proprio padre vero, perché gli ha dato del donna Marella, perché gli ha dato della... Ora vede, Edoardo Agnelli, il figlio vero e unico figlio dell'avvocato, insieme a Margherita, ma è una femmina, soffriva molto nel vedere suo padre, di cui era molto fiero, molto orgoglioso, nel vederlo nei posti dove lui avrebbe voluto essere accanto a suo papà, alla tribuna d'onore dello stadio per le partite della Juventus, sui moli più belli del mondo per vedere le regate di Coppa America, di vela, nei box degli autodromi sparsi in giro per il mondo per le gare di Formula 1 della Ferrari. Si immagini un figlio che vede il proprio padre con accanto una persona e lui vorrebbe essere a quel posto lì, no? Invece suo padre affonda ancora di più il coltellone. Ma Montezemolo non è il figlio dell'avvocato Agnelli.
Non lo è perché innanzitutto non lo avrebbero fatto fuori dalla Ferrari. Il figlio di Ferrari, che era figlio di Ferrari ma ha dovuto aspettare molti anni prima di essere riconosciuto, si chiama Piero Lardi, cognome di sua madre, poi Ferrari lo ha adottato anni e anni dopo, non è stato fatto fuori. Secondo, se è davvero suo figlio, bel figlio che chiede 40 milioni di lire per farti ricevere da suo padre, bel figlio. Ma c'è una testimonianza fondamentale che io sono autorizzato a raccontarvi. Io ho chiesto a qualcuno della famiglia, ma scusi, e questo qualcuno mi ha detto, sì, l'ho chiesto a mio padre se per caso Luca era mio fratello. Il mio padre mi ha risposto, figliola cara, tu sai quanto a me siano sempre piaciute le belle signore. Ebbene, hai mai visto com'è la mamma di Luca? Grazie. Guarda che c'era una domanda. Un'altra domanda, ok, prego. È un piacere. È un consigliere provinciale. Consigliere Buonasera. provinciale, grazie di essere venuto, Ma ci perché mancherebbe. Grazie a lei. quando invece. c'è la cultura... Mi scuso invece per il ritardo, ma è quello Ma che ho non deve potuto. scusarsi, questa nebbia ha fatto miracoli. Beh, insomma, ce n'è un po' in giro. Grazie. No, oltre alle grazie, ma davvero di cuore. C'è un volume che continua a girare per casa mia da sempre di Gigi Moncalvo, che è Oltre la notte di piombo. Ah, grazie. Io gli sono effettivamente molto legato, perché ha segnato comunque anche la fase della mia giovinezza, perché ha gettato una luce straordinariamente umana sulla vicenda delle vittime del terrorismo. Volevo capire se per lei, come dire, nella fase così storica del giornalista, dello scrittore Gigi Moncalvo, che posto assume oggi, come rilegge quel tempo, così. E dicendo io comunque sempre grazie, perché l'ho trovato a quel tempo particolarmente bello, importante e significativo, insomma. Io la ringrazio molto, lei mi fa un grande regalo ricordando quel libro che ormai di molti anni fa si intitolava Oltre la notte di piombo ed era un libro scritto intervistando le persone che avevano avuto i figli, gli orfani o le vedove delle vittime del terrorismo. E c'erano delle testimonianze incredibili, per esempio la vedova Tagliercio, per limitarci al Veneto. La figlia e il figlio, le due figlie e il figlio di Dalla Chiesa, il figlio di Galvaligi, il generale Galvaligi, un pacco consegnato a Natale e lo uccidono. Il figlio, anzi la vedova del commissario Cassarà. Ecco, era un insieme di cose. Vedete, un giornalista vuole sempre arrivare prima degli altri a scrivere una cosa. Io ci sono arrivato a scrivere quella cosa e quel libro, poi ne ho fatto anche uno sui parenti delle vittime della mafia. Ci sono arrivato troppo presto, negli anni in cui bisognava invece stare dalla parte dei terroristi. Io, nel momento in cui bisognava stare dalla parte dei terroristi, nel momento in cui c'era la raccolta di firme con gente come Gad Lerner, che era il primo a firmare, e Cadila Cederna, per il commissario Calabresi, che andava eliminato, io scrivevo invece un libro sulla vedova Calabresi. Uno deve rispondere alla propria coscienza. Ma io amo le carriere fatte sulla propria coerenza, sulla propria buona fede, sulla propria volontà, sul proprio spirito, non quelli che anni dopo la fanno sempre franca, quella che dice
sono andata all'Università di Roma a tirare i cubetti di Porfido contro Luciano Lama. Sono tornata nella redazione del Manifesto ed ero orgogliosa di questo gesto e Rossana Rossanda mi disse: hai fatto male. Chi ha scritto queste cose è la signora Lucia Annunziata, ex presidente della RAI, oggi con trasmissione tutte le sere, tutte le domeniche pomeriggio. Quelli che hanno scritto i libri a favore di Renato Curcio, di Mara Cagol, contro la famiglia Moro e contro le scorte che sono morte. I casi sono due: o tu sei orientato da una parte o dall'altra, non ci sono mezze misure. Io sono sempre stato orientato verso le vittime. Quando c'è un direttore che viene licenziato di giornale, io non mi complimento con quello nuovo che arriva, ma mi complimento con quello vecchio che se ne va. Sto dalla parte degli sfigati, ma sono tanto, tanto sereno quando mi alzo la mattina e mi guardo allo specchio. Capisce? Quindi quella regola tremenda italiana che dice: in Italia ci sono carriere senza talento e talenti senza carriere, a me non me ne frega niente. Quando diressi una volta la televisione di Panto per un mese, Antena 3 Nord-Est, mi mise la sua segretaria come amministratore delegato, quella che era la mia segretaria la mise come amministratore delegato. Mi mise uno che non sapeva neanche cos'era come direttore, allora io presi le chiavi della macchina di questo qua, le sbattei dalla finestra e ci passai sopra con la macchina, salutai e me ne andai. Capisci? Questo per dirle una cosa. Perché è bello togliersi delle soddisfazioni nella vita. È bello anche senza essere maraparte dire a qualcuno: è meglio vivere un giorno da leone che 100 anni da agnelli o da pecore. È vero o no? E allora io starò sempre con la vedova Tagliercio e gli orfani di Tagliercio, starò sempre con il figlio, la figlia di Bachelet, starò sempre con la figlia del giudice Chinnici, e mi dispiace che poi questa gente si vada a mettere in politica. Non starò mai per quel giudice o quella giudice di Palermo che va a commemorare Borsellino, dice delle grandi parole su Borsellino, poi sale in macchina al telefonino quando dicevo: ma mi sono rotto le scatole, sto Borsellino. Oggi lo sa cosa hanno tirato fuori? Hanno tirato fuori i verbali del Consiglio Superiore della Magistratura dove valutavano la carriera di questa qua, e questa presentava gli encomi del giudice Piero Grasso, del giudice Caselli. Si vantava e la elogiavano per aver interrogato 99 persone in 2 giorni e aver scritto insieme 2000 pagine per rinviarli a giudizio. Ora io mi domando: come cazzo si fa in 48 ore a interrogare 99 persone e a scrivere 2000 pagine? Succede anche questo in Italia. Succede anche questo. E allora chiudiamo, davvero, perché io sono cotto, dicendo: signori, ricordatevi sempre la famosa frase di uno che abbiamo nominato prima, un grande intellettuale, un accademico della Crusca, un noto filosofo di fronte a certi nomi, Stefano Ricucci. Dice: ma questo ha bevuto? Stefano Ricucci. Sì, perché la frase più emblematica di questo paese l'ha detta Stefano Ricucci in romanesco, e quindi ve la dico in romanesco, che è l'emblema che andrebbe scritto su tutti gli edifici pubblici ed è il condensato della linea politica di ieri, di oggi, di domani. So capaci tutti, de fai frosci col culo degli altri. Eccolo lì. Questa è la linea politica di questo paese. Questa è l'unica sempiterna, perenne linea politica. Siamo stufi però di metterci il nostro. Quindi vadano da qualcun altro adesso. Grazie ancora a Grazie Gigi a tutti. Moncalvo, che comunque si fermerà se volete scambiare altre 2 parole e farvi firmare qualche copia di questo libro. Grazie e buonanotte a tutti.